Proviamo a fare la cosa più complessa, più delicata, sicuramente la più difficile in queste ore di grande dramma civile, politico. Proviamo a capire cosa succede giurisprudenzialmente all'ex sindaco di Pignataro, Giorgio Magliocca. Allora, non potrà ricorrere in Cassazione perché occorrono dei vizi di forma e pare non ce ne siano. Non potrà chiamare la Cassazione in gioco per questioni di merito perché, come sappiamo, la Cassazione non può esprimersi nel merito, quindi in questo momento Magliocca non può appellarsi a nessun passaggio giurisprudenziale. Resta il fatto che il Magliocca non è ancora condannato, quindi attenzione, il fatto che rimanga in carcere e che il collegio del riesame non lo abbia rimesso in libertà non significa che il Magliocca sia stato condannato, assolutamente, rimane sempre nell'ambito delle indagini preliminari, però attenzione, si tratta di un reato associativo e in quanto reato associativo cambia completamente il quadro giudiziario, il quadro delle pene che sono comminabili al Magliocca. Quindi i magistrati possono richiedere per un reato associativo fino a 2 anni di carcerazione in attesa della maturazione del dibattimento. Magliocca potrebbe clamorosamente attendere 2 anni in carcere in attesa che si completi la fase dibattimentale del processo. Poi solo in quel momento si potrebbe decidere, solo in quel momento, di mandarlo ai domiciliari. In questo momento no, perché per questa fase non sono previsti i domiciliari. Tutta questa fase processuale, la fase giudiziaria che Magliocca ha vissuto sulla propria pelle, corrisponde all'appello, è come se avesse già consumato tutte le fasi di appello, quindi in questo momento gli è andata male la fase di appello perché rimane, come sapete, ormai tutti voi che ci seguite, rimane in carcere. In questo momento quindi Magliocca rischierebbe addirittura di rimanere per un periodo che può prolungarsi fino a un massimo di 2 anni, pare che non possa arrivare ai 3 anni, perché il limite massimo sono 3 anni, rischia di rimanere 2 anni in attesa di dibattimento in carcere. È una situazione davvero delicatissima, drammatica, spinosa, però volevamo chiarirla. Per quel poco di giurisprudenza che noi possiamo conoscere come semplici cronisti, come giornalisti che per professione raccontano i fatti che succedono e certamente non raccontano la giurisprudenza o possono arrogarsi il diritto di spiegarla a chi tra di voi, ce ne sono tantissimi, conosce la giurisprudenza veramente molto molto bene, sicuramente meglio di noi. Volevamo soltanto fare un flash a larghe maglie per farlo capire un po' urbi e torbi a tutti quanti voi cosa rischia oggi il sindaco con gli accadimenti giudiziari delle ultime ore. Noi siamo Pignataro Nuova e per quanto nella nostra preparazione culturale cercheremo sempre di darvi una visione chiara e soprattutto di dirvi sempre la verità. Grazie.